I consiglieri comunali di opposizione del comune di Porto Empedocle, Ersini, Di Francesco, Traina e Nuara, con grande preoccupazione apprendono che l'ANAS ha programmato la chiusura del Ponte Re sulla strada statale 115 a Porto Empedocle dal prossimo 2 maggio al 12 giugno per lavori di ammodernamento. Si tratta di una decisione, affermano i consiglieri comunali empedoclini, che ci lascia sconcertati. Il Ponte Re non è solo un'infrastruttura locale, ma rappresenta un nodo strategico di collegamento tra la Sicilia orientale e quella occidentale. Chiudere questa arteria proprio a ridosso dell'estate significa mettere in ginocchio il traffico, i pendolari, le attività economiche e turistiche dell'intera area. Chiediamo quindi formalmente al prefetto di Agrigento di intervenire affinché i lavori vengano posticipati al mese di ottobre, un periodo certamente più adatto e ridurrebbe al minimo i disagi per i cittadini e le imprese. Ci rammarica constatare ancora una volta l'assenza di una guida forte a livello locale. Il sindaco di Porto Empedocle, continuano i consiglieri di opposizione, dimostra di non sapere difendere gli interessi della comunità, accettando passivamente una decisione tanto grave senza neppure informare i cittadini o attivarsi per evitarla. Serve una voce ferma, una classe dirigente che anteponga gli interessi del territorio a quelli della burocrazia. Noi continueremo, i consiglieri comunali Ersini, Di Francesco, Traina e Melania Nuara, continueremo a batterci affinché Porto Empedocle non venga trattata come una periferia dimenticata.